per queste battaglie, per cui è bene essere veramente estremisti. Do la parola a Liliana Ferrario, che ci racconterà di cose, di quello che sta capitando, di quello che sta capitando. Così è più vicino forse. Mi sentite? Sì. Allora, saluto tutti, buongiorno, soprattutto i ragazzi, avete visto che tutti vogliono parlare con voi. Dunque, io sono Viviana Ferrario, insegno all'Università IUAV di Venezia, ma faccio anche l'architetto e mi occupo soprattutto di territorio e in particolare con l'aspetto della ricerca è concentrato proprio sulle trasformazioni dei paesaggi, in particolare del Veneto e in particolare di quelli agrari, quelli che riguardano lo spazio dell'agricoltura. Io devo dire che ringrazio tantissimo gli organizzatori per avermi invitato a questa giornata, che è il forum, io non lo conoscevo bene, ne avevo sentito solo parlare, e mi fa veramente piacere essere qui oggi, e anche per aver avuto la possibilità di incontrare i relatori che mi hanno preceduto. E devo dire che sono rimasta un po' sorpresa quando mi è stato chiesto di parlare dell'Atlante degli ambiti di paesaggio. Perché? Primo perché non credo molti sappiano che io ho partecipato alla redazione di questa Atlante, ho fatto parte di questo gruppo di lavoro che ha lavorato dal 2007 al 2009 all'interno del più ampio gruppo di lavoro della redazione del piano territoriale regionale di coordinamento, all'interno del quale appunto si trova questo Atlante degli ambiti di paesaggio. Non so se voi sapete che il piano territoriale regionale di coordinamento, che si chiama in gergo PTRC, è stato adottato dalla Regione Veneto nel 2009. Quindi è in vigore parzialmente, se vogliamo, ecco, non è il piano in vigore tuttora. E forse non tutti voi sapete che questo piano territoriale di coordinamento regionale ha valore paesaggistico, quindi dovrebbe essere lo strumento che si occupa del governo dei paesaggi del Veneto del futuro. Allora, dicevo, sono rimasta sorpresa appunto perché non sono certo la persona più nota che si è occupata di questo argomento e in secondo luogo anche perché l'Atlante degli ambiti di paesaggio è rimasto, se volete, un po' in un cassetto rispetto al processo che attualmente la Regione sta seguendo per la redazione del piano paesaggistico. Io non mi soffermerò su questi aspetti molto tecnici perché credo che vadano al di là dell'obiettivo di oggi e invece tengo fede proprio, quindi non parlerò di quello che sta succedendo oggi in Regione a livello di piano paesaggistico e mi soffermerò invece, seguendo le cose che mi sono state chieste, proprio su questo Atlante, che è stato un grosso sforzo di elaborazione perché sembra strano a dirsi, ma è la prima volta che pur con ovviamente i difetti, le mancanze, sicuramente anche le criticità che questo strumento contiene, è stata la prima volta che la Regione Veneto si è soffermata sui suoi paesaggi in maniera completa, in maniera organica, se vogliamo. Allora penso che valga la pena di darci un'occhiata a questo strumento, anche se appunto è lì un po' in un cassetto. E non sembra che la sua funzione all'interno del nuovo processo sia particolarmente rilevante. Ovviamente l'Atlante parla di un sacco di cose e quindi nello scegliere l'argomento, il taglio da dare a questa conversazione ho pensato proprio di affrontare la questione attraverso la cosa che sto studiando, l'argomento che mi è più caro, cioè appunto il futuro del territorio agricolo. Dopo questa lunga premessa è proprio di territorio agricolo che vorrei parlare, ma lo faccio partendo invece da quello urbanizzato, perché per molto tempo il territorio urbanizzato e quello agricolo sono come un po' il dritto e il rovescio, il bianco e il nero, il vuoto e il pieno. Poi ci accorgeremo che un po' alla volta che magari non è proprio così. Però se noi osserviamo la pianura centrale veneta, ci accorgiamo appunto attraverso questa immagine che rappresenta gli usi del suolo urbanizzati al 2007, ci accorgiamo che l'urbanizzazione è veramente estremamente densa ed ha una forma particolare, una forma fortemente dispersa.
se noi potessimo confrontare questa forma dell'urbanizzazione veneta con altre, ci accorgeremmo che siamo in una situazione abbastanza anomala, se vogliamo. D'altra parte è anche vero che questo territorio è un territorio che è cresciuto fortemente anche dal punto di vista della popolazione, proprio i numeri sono rilevanti, ed è cresciuto anche in questo caso anche dal punto di vista della popolazione insediata in maniera particolare, perché il territorio che cresce in termini di popolazione è quello fuori dalle città. Lo vediamo bene in queste slide, in queste immagini più in basso nella slide, non so se si legge abbastanza. Quindi vedete che sostanzialmente siamo di fronte ad una grande conurbazione, questo è un termine tecnico degli urbanisti, ma penso che intuitivamente ci si arrivi, è conurbazione, cioè un insieme di urbanizzazioni che si saldano in qualche modo tra di loro dentro un organismo comune. E è già stato detto più volte, oggi se ne è parlato più volte, la stessa Regione Veneto ha fatto degli studi per quantificare il consumo di suolo che questo processo di urbanizzazione ha provocato, attraverso anche degli strumenti sofisticati che la Regione ha messo in campo proprio per poter misurare questo consumo. E siamo di fronte a delle percentuali che sono ovviamente molto elevate, come si vede anche semplicemente attraversando la nostra regione. In particolare, se noi, come posso dire, in questi ultimi anni è come se questo processo si fosse accentuato e avesse anche cambiato grana, come se la città diffusa, che è questo termine coniato anche in questo caso dagli studiosi di urbanistica, avesse proprio cambiato materiali con i quali viene costruita. Si faceva riferimento appunto per esempio alla verticalizzazione. La città diffusa non è più quella della casetta unifamiliare su lotto, ma si costruiscono delle condominiopoli, non più delle villettopoli. Allora siamo di fronte a dei processi che si modificano e che ci fanno anche, come posso dire, modificare le nostre idee su questo territorio. D'altra parte, quello che appunto spesso tendiamo a considerare il rovescio dell'urbanizzazione è uno spazio coltivato di straordinaria importanza sia dal punto di vista della fertilità del suolo, perché è vero, le città si costruiscono sulle terre più fertili, è sempre stato così, perché è il luogo dove si è vicini alla fonte primaria del nostro vivere, alimentarci. Allora è vero che urbanizzando consumiamo suolo fertile, però la città diffusa veneta, questa grande conurbazione, è ancora in una condizione in cui conserva una straordinaria quantità di suolo agricolo al suo interno. Il 60% del territorio all'interno di questo quadrato che vedete rappresentato nell'immagine e che è un quadrato di 60 km di lato, il 60% di questo territorio è oggi coltivato, cioè vuol dire che passa un aratro, vengono seminate delle cose, ok? Quindi proprio coltivato. Mi fa veramente piacere che ci siano gli studenti di agraria in questa sala bellissima, perché credo che spero che poi ci sia proprio una discussione su questi aspetti, perché credo che più che voi non so chi altri potrebbe fare dei ragionamenti sul ruolo dello spazio agrario nel futuro di questo territorio. Quindi diciamo siamo di fronte ad una situazione in cui abbiamo una grande conurbazione che ha dei processi di crescita molto forti, di consumo di suolo molto forti, ma ancora una grande quantità di territorio agricolo che ci chiede che cosa vuoi fare di me, sostanzialmente. Allora i processi sono duplici, perché non abbiamo solamente il consumo di suolo inteso nel senso di perdita di spazio agricolo, cioè di quantità di spazio agricolo. Quella è, se volete, il consumo di suolo più intuitivo, è una questione geometrica. Costruisco un nuovo edificio, una nuova lottizzazione e perdo suolo agricolo, sono proprio metri quadri, chilometri quadrati. Ma non c'è solo questa erosione dello spazio agrario ad opera dell'urbanizzazione. C'è anche un altro tipo di consumo di suolo che fa riferimento ad un altro termine della parola suolo, che voi immagino conosciate benissimo, cioè il significato pedologico del termine, e cioè il suolo in quanto strato fertile della superficie terrestre, che è altrettanto importante, come posso dire, nella sua funzione che non nella sua geometria. E questa fertilità del suolo non viene messa in pericolo soltanto dall'urbanizzazione, ma purtroppo anche spesso dalle pratiche agricole stesse, che hanno un effetto, complessivamente parlando e pensando al tipo di agricoltura che si svolge
nei paesi dove l'agricoltura è industrializzata, compromette spesso la fertilità del suolo. E se vogliamo potremmo aggiungere anche il fatto che le semplificazioni, torno indietro un secondo giusto per chiudere questo discorso, la semplificazione dello spazio agrario che noi osserviamo nel tempo, che si è manifestata nel tempo in questo territorio, provoca anche un altro effetto. Non è solo una questione di fertilità del suolo, ma è anche una questione di perdita della biodiversità, cioè della diversità agricola e della diversità biologica che uno spazio agrario complesso invece conserverebbe al suo interno. Certo che questa razionalizzazione delle pratiche agricole è stata quello che ci ha permesso di mangiare dal dopoguerra in poi. Se non ci fosse stata la cosiddetta rivoluzione verde, voi sapete che noi probabilmente non saremmo il numero di abitanti del pianeta che siamo. E d'altra parte è anche vero che in seguito a queste innovazioni tecnologiche in agricoltura è stato possibile questo processo che vedete illustrato in maniera quantitativa in questa immagine, e cioè quello che la produzione agricola è diventata quantitativamente abbastanza indipendente dalla quantità di suolo coltivato. C'è una certa, non completa, ma una certa indipendenza. O almeno si è, come posso dire, è aumentato di molto la possibilità di coltivare tanto in poco spazio. E questo ovviamente è stata una delle ragioni che ha permesso l'urbanizzazione così come la conosciamo noi oggi, cioè che ha permesso di consumare il suolo in senso geometrico. Che cosa succederà domani? Perché questo processo ci stiamo rendendo conto che sta diventando insostenibile. Intanto stiamo raggiungendo dei limiti rispetto all'indipendenza della produzione rispetto alla risorsa suolo. Allora qui è il solito discorso, il solito problema, il solito dilemma del progresso. O arrivano delle nuove tecnologie che ci permettono di continuare su questo cammino, oppure è necessario veramente fermarsi e fare una riflessione che ci consenta di programmare seriamente, serenamente il nostro futuro. Parlando di semplificazione, voi sapete che il territorio veneto era una delle parti d'Italia in cui la campagna aveva uno dei maggiori gradi di complessità, proprio sia agricola che biologica. La pianura veneta era il territorio della coltura promiscua, dove si associavano sullo stesso campo le colture erbacee, quelle arbustive e quelle arboree. E questa complessità l'abbiamo perduta in gran parte, ma ancora tutto sommato ne è rimasta parecchia e dobbiamo decidere cosa fare rispetto a questo aspetto così importante alcuni studiosi dicono per la resilienza dei territori. La resilienza è la capacità di reagire in maniera intelligente agli shock, recuperando il più presto possibile le condizioni di partenza o riavvicinandosi il più presto possibile alle condizioni di partenza. Lo spazio agrario all'interno dei territori urbanizzati ha questa funzione straordinaria, cioè quella di consentirne la resilienza, di aumentarne la resilienza. Un territorio urbanizzato denso è un territorio fragile, è un territorio appunto dove l'impermeabilizzazione provoca rischio idraulico, dove la temperatura si alza, dove ci sono una serie di altri fenomeni che rendono fragile il territorio cementificato. Allora, brani di questi paesaggi agrari complessi si sono conservati, tutto sommato anche in maniera piuttosto consistente. Si tratta di individuarli, di capire che ci sono e di dargli un valore che è una cosa che non è mai stata fatta, non è così ovvia, se volete, no? Mi piacerebbe sapere se poi ne parlate a scuola di queste cose, della complessità dello spazio agrario, perché qualche segnale in questa direzione io devo dire che l'ho notato in questi ultimi anni. Anche nella famigerata politica agricola comunitaria hanno cominciato a intervenire delle decisioni, dei processi che si rendono conto, che sono sempre più consapevoli dell'importanza di questa complessità. Però sono processi non univoci, perché d'altronde ci troviamo comunque di fronte al consumo di suolo in senso geometrico e a quello invece dovuto appunto alla semplificazione dello spazio agrario.
E questi processi sono purtroppo in corso, li possiamo osservare non solo in pianura, come abbiamo visto nelle immagini precedenti, ma per esempio anche in collina, dove le produzioni globali, come quella del Prosecco, portano a delle condizioni di coltivazione che sono, come posso dire, sì certo efficienti dal punto di vista economico, pensando al valore del Prosecco sul mercato, ma quelle fasce rosse che vedete sotto le viti sono diserbanti. E infatti se noi osserviamo un po' più nel dettaglio quella immagine grigia che abbiamo visto prima, che diceva solo la geometria dello spazio agrario del centro del Veneto, e la osserviamo invece per quanto riguarda le produzioni, ci rendiamo conto che siamo di fronte sostanzialmente ad una monocoltura. Una monocoltura basata sul mais, che spesso è mais su mais, e che non è mais per fare la polenta, ovviamente, dimentichiamocela questa cosa, è mais che viene usato per tutti altri motivi, per alimentare, e questo lo sapete meglio di me, una filiera lunga, lunghissima, che alimenta gli animali, e gli animali non sono gli animali che consumiamo noi, sono gli animali che vengono esportati. È una catena molto molto lunga che consuma un sacco di acqua, che consuma la fertilità del suolo. E d'altra parte la regione Veneto, che pure è famosa per certe produzioni di ortaggi, se noi osserviamo il livello di globalizzazione degli scambi economici proprio ai mercati ortofrutticoli, ci rendiamo conto che le filiere sono veramente lunghissime, siamo dentro un mercato globale e questa cosa va chiaramente accettata e compresa, ma forse va anche tenuta in considerazione quando facciamo le politiche territoriali. E d'altra parte è anche vero che abitare in questo territorio che ha questa strana forma mista tra città e campagna, dove è difficile distinguere cos'è campagna e cos'è città, vivere in questo posto non è poi così male, perché ci sono degli aspetti che sono straordinariamente interessanti, per esempio la possibilità di uscire di casa e trovarsi in una condizione di, come posso dire, in una sorta di parco che non ha questo nome, un parco che gli abitanti delle città dense fanno ben fatica ad avere. Non è un parco perimetrato, è un parco coltivato, o almeno così dovremmo cominciare a cercare di concepirlo, perché altrimenti succedono cose come quelle che vedete nell'immagine superiore, cioè che sono gli stessi abitanti della dispersione insediativa che hanno la consapevolezza che qualcosa sta cambiando e che ci sono dei processi che non possiamo accettare così supinamente. Per esempio, una di queste catene lunghe fa sì che quel mais ceroso in particolare che avete visto nell'immagine precedente, questo qui che non è neanche mais che matura, questo mais non arriva a maturazione, viene tagliato prima, vediamo se ci ritorno, viene tagliato prima e viene utilizzato per alimentare le centrali a biogas. Centrali a biogas che stanno cominciando a diventare un problema, perché aumentano di numero e hanno delle dimensioni consistenti. E sinceramente non sono nemmeno sicura che in questi casi si possa parlare sempre di agricoltura industriale, perché in molti casi chi costruisce le centrali a biogas non sono imprenditori agricoli veri e propri, non sono persone che coltivano la terra, sono industriali che hanno degli obiettivi di carattere industriale. Allora, siccome sto, come avete visto, avrete capito, giocando la presentazione su una serie di contrasti, è così, ma è anche così, perché tutto sommato è importante che teniamo presenti i punti di vista di tutti, non solo il nostro. Allora io dico, ci sono anche dei segnali di interesse molto importanti che a me par di leggere e che mi confortano in qualche modo, perché di fronte a questo allungarsi delle filiere, a questa globalizzazione dei mercati alimentari, dei mercati della produzione agricola, assistiamo invece anche a una controtendenza molto forte, o almeno molto visibile e quindi anche molto significativa per quella percezione a cui faceva riferimento il professor Vallerani. E cioè il fatto che la popolazione che abita la pianura centrale veneta vorrebbe mangiare le cose che si producono qui e forse lo sta anche un po' facendo, con anche delle iniziative che vengono supportate tutto sommato dall'amministrazione regionale. Questo a me sembra un segnale di interesse. Allora,
Veniamo alla seconda parte della presentazione. Non so quanto se voi non mi dite che c'è fretta, io continuo. Posso parlare anche per 10 anni, se volete, di questi argomenti. Quindi a un certo punto fermatemi, perché altrimenti morite. Allora, siete già stufi? Adesso viene la parte pesante. Allora, cosa dice il piano territoriale regionale di coordinamento sullo spazio agrario? Intanto è già una cosa strana che un piano, insomma, diciamo non del tutto consueta, che un piano regionale territoriale di coordinamento dica qualcosa su uno spazio agrario. Perché è vero, i piani dicono qualcosa sullo spazio agrario, ma molto poco. Perché? Perché lo spazio agrario è uno spazio che di solito è sottratto alle politiche territoriali ed è invece, come posso dire, concepito dalle politiche territoriali, come è stato in passato soprattutto, concepito come una riserva per l'urbanizzazione oppure un luogo da tutelare, cioè da non toccare. E per le politiche settoriali, in particolare quelle agricole, invece è, come dire, il campo di applicazione, quindi un territorio che è sottratto a una visione d'insieme, a una visione territoriale, ed è invece soggetto ad una visione settoriale, quella delle politiche agricole. Allora, il fatto che un piano territoriale si dia come obiettivo, uno degli obiettivi principali, come ha fatto il PTRC del 2009, l'idea di cercare di mettere insieme questi due componenti, a me all'epoca era sembrata una grande novità, che mi aveva convinto a partecipare volentieri a questo processo di pianificazione. E devo dire che qualche innovazione dentro questo processo di pianificazione, che è lì un po' sospeso, c'è stata. Per esempio, il fatto che per la prima volta si è coinvolto nel gruppo di lavoro che ha lavorato, che ha redatto il PTRC, si è coinvolto il settore agricoltura della regione. Ora, io non so quanti di voi abbiano avuto a che fare con la regione nella loro vita, però vi assicuro che le relazioni tra i diversi settori della regione non sono sempre così strette. Ogni settore ha le sue regole, le sue norme, le sue modalità, le sue procedure. Non è facilissimo che si incontrino e facciano delle cose insieme. In questo caso è successo. E il settore agricoltura ha messo a disposizione dei nuovi dati che sta raccogliendo, anche grazie proprio ad un sistema informativo molto elaborato che questo settore ha a disposizione. E poi ha messo a disposizione la possibilità, e questa diciamo è la questione più calda e forse che necessita ancora di essere migliorata e approfondita, un possibile collegamento con quelle politiche settoriali a cui facevo riferimento prima, in particolare il piano di sviluppo rurale che, come voi sapete, è espressione della politica agricola comunitaria e che, questo non so se lo sapete, gestisce all'incirca il 40% del bilancio complessivo dell'Unione Europea. C'è un sacco di soldi, ma veramente tanti. Il secondo elemento di innovazione è stato quello che dentro questo piano territoriale si è parlato di biodiversità e di rete ecologica, per la prima volta, anche perché sono dei concetti che tutto sommato sono abbastanza nuovi anche dal punto di vista scientifico. E questo ha fatto, come posso dire, introdotto dei nuovi criteri di giudizio e anche dei nuovi principi per la pianificazione, se vogliamo, almeno in potenza. E infine l'altro elemento che a me è sembrato fondamentale, che è stato introdotto in questo processo di pianificazione, è appunto il ragionamento sul paesaggio. E non il ragionamento sul paesaggio inteso nel senso del panorama, del bene paesaggistico, ma inteso nel senso più ampio quello che la Convenzione europea ci propone. L'architetto Zan De Giacomi faceva riferimento alla Convenzione europea in apertura. La Convenzione europea è uno strumento, come posso dire, controverso, sicuramente controverso, contiene diverse visioni al suo interno, non è univoca, non è unitaria. Però ci suggerisce anche degli approcci che sono assolutamente innovativi e che potrebbero aiutarci a vedere le cose in un altro modo. Ad esempio, la Convenzione europea mette un forte accento sul ruolo che la popolazione ha nella conservazione, gestione, valorizzazione dei paesaggi. Allora, la popolazione, abbiamo detto, fino adesso abbiamo parlato della Repubblica che ha il dovere della tutela del paesaggio, ed è vero, assolutamente. La Repubblica non vuol dire lo Stato, vuol dire lo Stato, le regioni, i comuni, le province, finché durano, tutte le parti che compongono la Repubblica, non soltanto lo Stato. E tanto più, se noi ascoltiamo la Convenzione europea, i cittadini, che sono quelle persone che i cittadini è una parola ampia, siamo tutti cittadini, siamo noi, sono gli imprenditori, sono gli stessi politici, sono dei cittadini, gli agricoltori, gli insegnanti, chi più ne ha più ne metta.
tutti siamo cittadini e tutti noi abbiamo delle responsabilità nelle trasformazioni del paesaggio. Siamo noi che lo trasformiamo questo paesaggio. Quindi se non siamo noi prima di tutto che ci prendiamo la responsabilità di queste trasformazioni, è impensabile pensare che lo Stato da solo, per quanto sia, come posso dire, particolarmente forte e non si stanchi mai, riesca a gestire queste trasformazioni in maniera corretta, come noi vogliamo che succeda. Allora, come dicevo in apertura, l'Atlante degli ambiti di paesaggio, che è uno degli elementi che hanno composto l'approccio paesaggistico del PTRC, ha effettuato una prima, pensatevi, siamo negli anni 2000, la prima indagine completa sui paesaggi veneti, e non pensiate che sia un'indagine di dettaglio, è una specie di grande corsa, velocissima, su un territorio che è estremamente variegato, che conserva dei paesaggi straordinari, che ha delle caratteristiche di diversità assolutamente eccezionali nei relativamente pochi chilometri di cui è composta. E poi un secondo elemento che a me è sembrato fondamentale e che forse è quello che richiederebbe il maggiore impegno da adesso in poi, ed è quello della formulazione degli obiettivi di qualità paesaggistica. Io qui salterei perché altrimenti veramente mi prolungo troppo e andrei direttamente a parlare di questi obiettivi di qualità paesaggistica che mi sembrano rilevanti, poi magari qui ci torniamo, se c'è il tempo. Allora, questa è la copertina dell'Atlante. Come vedete è stato adottato insieme al piano territoriale di coordinamento del Veneto nel febbraio del 2009 ed è un Atlante ricognitivo, cioè dà un'occhiata a quello che c'è. Quello che c'è è molto di più e bisognerebbe approfondire questo studio e in certa misura la Regione lo sta facendo in questo momento di approfondire, ma lo sta facendo in una direzione che è in questo momento, per ora almeno, molto concentrata sugli aspetti dei paesaggi eccezionali e un po' meno su quello dei paesaggi ordinari, cioè quelli della città diffusa che guardavamo prima, che sono forse quelli che hanno più bisogno di noi in questo momento, perché i paesaggi straordinari hanno già le loro tutele, per quanto farraginose, per quanto complesse, ma sono i paesaggi ordinari che la Convenzione europea ci chiede di cui la Convenzione europea ci chiede di occuparci. Allora il tentativo, attraverso prima una divisione in ambiti che è un po' diciamo obbligatoria per legge, quindi è stata richiesta, voi sapete che il paesaggio se ne frega dei confini, non cambia di colpo, si modifica lentamente, se noi attraversiamo un territorio il paesaggio cambia progressivamente, raramente fa salti, come si dice, no? E questo Atlante è organizzato in schede, una per ciascuno di questi ambiti di paesaggio, i cui confini appunto devono essere presi un po' con le pinze perché non sono mica dei confini rigidi, ci mancherebbe altro, in cui si fa una sorta di carta d'identità di questi ambiti, si parla dei caratteri del paesaggio di questi ambiti e poi si mettono, mettendo in evidenza i valori naturalistico-ambientali, storico-culturali, ma anche, lo si vede meglio in queste mappe specifiche, dicevo i valori, ma anche le criticità e i degradi di questi paesaggi. E poi ci si occupa delle dinamiche di trasformazione. E questa è un'altra parte che andrebbe accuratamente approfondita, perché le dinamiche di trasformazione sono molto più complesse di quello che non vengono descritte in queste pagine e avrebbero bisogno di studi molto più approfonditi di quelli che non sono stati fatti in questa occasione. Questa è la scheda, l'ho scelta apposta perché ovviamente è quella in cui ricade Castelfranco, chissà che caso. E questa immagine forse la riconoscete perché è proprio qui vicino. È un paesaggio storico attraversato da una tangenziale che ci fa appunto capire come spesso i progetti delle infrastrutture sono assolutamente, come posso dire, indifferenti al territorio che dovrebbero servire, per il quale dovrebbero servire. E poi la scheda si chiude con gli obiettivi e gli indirizzi di qualità paesaggistica, che sono un elemento abbastanza particolare perché la Convenzione europea dice questa cosa. Dice che l'obiettivo di qualità paesaggistica designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti per un determinato paesaggio delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che siamo noi che dobbiamo dire come vogliamo che siano i paesaggi del futuro. È a noi che lo chiede la Convenzione. E le autorità pubbliche competenti dovrebbero chiedere a noi come vogliamo che siano i paesaggi del futuro. Ma noi siamo un insieme molto variegato.
E quindi sarebbe necessario mettere in piedi dei processi in cui si aprono delle discussioni sul futuro del territorio, che non è la partecipazione dei PAT, non sono quegli incontri obbligatori per legge dove si va lì, non c'è mai nessuno perché tanto a nessuno interessa, è proprio un interrogarsi sul proprio futuro, un interrogarsi sul futuro del luogo dove abitiamo, dove abiteranno i nostri figli. E così, almeno in teoria, gli obiettivi gli indirizzi di qualità paesaggistica avrebbero dovuto essere sottoposti alle popolazioni per aprire la discussione. Questa cosa non è avvenuta finora. Io non ho perso le speranze, mi auguro che prima o poi succeda. Però fino adesso non è avvenuto. Forse quello che dovremmo chiedere alle autorità competenti è proprio questo, cioè poter discutere di queste cose con le autorità competenti. Alcuni di questi obiettivi riguardano appunto lo spazio agrario. Allora adesso qui non c'è il tempo di soffermarci, l'Atlante è pubblicato online, quindi ciascuno di voi può scaricarselo e leggerlo per conto proprio. Però qui si fanno alcune riflessioni proprio sulla biodiversità, sulla complessità dello spazio agrario, sulla necessità di preservarne il valore ecologico, ma anche, come posso dire, la funzione sociale, che è fondamentale, proprio perché lo spazio agrario è così intrecciato con questa strana metropoli che contiene l'agricoltura al suo interno. Chiuderemo con questo concetto. E d'altra parte il loro valore storico-culturale, ma anche la possibilità di ragionare su dei nuovi paesaggi, perché le condizioni sono cambiate, perché i cambiamenti climatici sono arrivati, e allora forse è necessario riflettere su quali paesaggi ci dovremo immaginarci per queste nuove condizioni climatiche, in cui per esempio il cuneo salino risalirà ancora più in profondità nel territorio e cambierà le coltivazioni che possiamo fare. E d'altra parte è anche importante riflettere sulla qualità del processo di urbanizzazione, perché non è solo ovviamente lo spazio agrario che ha dei problemi di paesaggio, ma tanto più ce l'ha il processo di urbanizzazione, che andrebbe governato con delle regole che tengano presente gli aspetti del paesaggio, cosa che adesso ovviamente non succede. Non mi soffermo, ripeto, magari lo facciamo durante la discussione. E qui ci sono alcune immagini che vi fanno vedere proprio la qualità, immagini tra l'altro, siccome vedo che c'è un rappresentante in sala della Fondazione Benetton, sono proprio immagini della Fondazione Benetton, che la Fondazione Benetton ha messo a disposizione dell'Atlante, della regione dell'Atlante e degli ambiti di paesaggio in occasione della sua redazione. In queste immagini ci rendiamo conto in maniera proprio immediata della particolarità di questo territorio, del particolare intreccio tra urbanizzazione e spazio agrario che rende questo territorio, non dico unico al mondo perché non è così, però molto particolare. E così particolare da richiedere delle politiche specifiche, delle azioni pensate per un territorio fatto così, non per un qualunque territorio urbanizzato, ma per un territorio urbanizzato in questo modo, perché queste sono le condizioni. Noi possiamo anche, come posso dire, scagliarci contro l'urbanizzazione così come è avvenuta, dichiarare il nostro giudizio negativo sulla città diffusa, ma la città diffusa è là e bisogna governarla, bisogna farne qualche cosa, bisogna prendere delle decisioni. Quindi è veramente importante il giudizio, ma poi anche il pensiero sul dopo, su quello che si può fare qui dentro. E questa deve essere, non può che essere una riflessione collettiva, altrimenti il rischio è che il processo continui con la dinamica che ha oggi, con magari delle figure sullo sfondo. Non più tardi di 2 anni fa ho sentito Aldo Bonomi dire il Veneto è come Los Angeles, ma chi l'ha detto? Il Veneto non è come Los Angeles. Il Veneto ha delle analogie con la regione di Los Angeles, qualche analogia, la dimensione territoriale, i 60 km per 60 km, poniamo, il fatto che è costruito, diciamo, con piccoli oggetti bassi, ecco, e qualche oggetto alto ultimamente. Però c'è una differenza sostanziale tra il Veneto e Los Angeles e non ce la dobbiamo dimenticare. Ed è il fatto che, sì, il Veneto forse è una piccola metropoli, ha i suoi 2 milioni di abitanti, 2 milioni e mezzo, al centro del Veneto sto parlando, quindi il mio solito quadrato di 60 km, però ha una cosa che Los Angeles non ha al suo interno, e cioè lo spazio agrario, lo spazio della produzione agricola, il suolo fertile che produce ancora. Los Angeles non ce l'ha, e siccome non ce l'ha si sta preoccupando seriamente. Non è la prima metropoli mondiale che lo sta facendo, molte metropoli mondiali si stanno preoccupando dell'approvvigionamento alimentare.
Perché, non so se voi lo sapete, ma noi da qualche anno a questa parte siamo di fronte ad una nuova crisi alimentare, di cui si parla un pochino, però le associazioni di categoria cominciano a dirselo, i prezzi cominciano ad alzarsi. Allora, l'approvvigionamento alimentare delle metropoli è una delle questioni che come dire, il nostro pianeta dovrà porsi prima o poi, appunto perché lo spazio agrario è lontano. Allora, un paio d'anni fa a Londra il ministro dell'Agricoltura ha fatto un discorso in Parlamento dicendo attenzione signori, siamo a 9 passi dall'anarchia. Se dovesse succedere una crisi petrolifera, una crisi dell'energia come quella del 73, Londra avrebbe cibo fresco a disposizione per 3 giorni, 9 pasti. E dopo non c'è più cibo fresco a Londra. Allora, a Londra hanno deciso di mettere in campo delle politiche per questa cosa. E non solo a Londra, si comincia a parlare di agricoltura, o meglio, si comincia a parlare, come già si parlava nelle metropoli del sud del mondo, anche nelle metropoli del nord del mondo, dei paesi occidentali, si comincia a parlare di agricoltura urbana, cioè della possibilità di coltivare e abitare in prossimità, per ridurre le filiere, per ridurre i costi di trasporto, per tenere sotto controllo lo spazio coltivato dove si coltiva quello che mangiamo. Salvo che a Los Angeles devono farlo in verticale perché lo spazio non ce l'hanno. E questo, ripeto, vale sia nelle metropoli del sud del mondo, dove da anni l'agricoltura urbana è un elemento che sostiene le società locali, in particolare le parti povere della società, ma anche nelle parti più... molti paesi europei si stanno muovendo in questa direzione, mettendo in campo delle politiche di accorciamento delle filiere e di previsione di spazi coltivati all'interno delle metropoli per migliorare la loro resilienza dal punto di vista dell'approvvigionamento alimentare. E d'altra parte è anche vero che dove esistono dei fenomeni di decrescita, non si è detta la parola prima, però se ne è parlato, anche se non si è citata la parola, luoghi come Detroit, questa metropoli legata all'industria pesante, all'industria dell'automobile, che ha avuto una fase di decrescita straordinariamente intensa nel giro di poco tempo. Forse qualcuno di voi ha visto quel film molto bello, 8 Miles, non so se l'avete presente, che racconta un po', diciamo, sullo sfondo della storia del rapper. C'è proprio questa Detroit che decresce, che diminuisce al suo interno. Proprio lì si aprono gli spazi per ragionare su una diversa forma della città, ecco, proprio una diversa forma della città, dove lo spazio aperto è spazio coltivato anche dove si abita, anche in mezzo all'urbanizzazione. Sto per concludere. E quindi quello che dovremmo chiederci veramente è che cosa facciamo da qui al futuro di questo 60% del territorio veneto centrale. Che cosa ne facciamo? Questo 60% che oggi è coltivato come abbiamo visto, quindi con dei problemi, che cosa ne facciamo? Allora io qui ho per finire, come posso dire, non sono dei suggerimenti, perché chi sono io per suggerire qualche cosa? Io vi dico quello che sto facendo io personalmente. Allora, io sto facendo 2 cose, io con ovviamente dei colleghi all'Università IUAV di Venezia, dentro una unità di ricerca che si chiama Governo e Governance delle trasformazioni territoriali. Stiamo ragionando proprio sulla possibilità di concepire delle politiche per questo territorio che non sono più basate, cioè che assumono la condizione attuale, cioè questa condizione agro-urbana, che è incontrovertibile, è là, è di fronte ai nostri occhi, prenderla in considerazione come oggetto di politica, cioè immaginare delle politiche che possono andare bene per questo territorio, non per altri. Quindi non è semplicemente il contenimento del consumo di suolo tout court, è un ragionamento su questa forma di città che è agro-urbana. E allora ci sono delle sfumature nei modi con cui questa forma agro-urbana, questa agropolitana, l'hanno chiamata così nel PTRC, è un'idea di un sociologo che ha letto in questo modo il territorio agropolitano. È una metropoli ma con l'agricoltura dentro. Che politiche si fanno per una metropoli con l'agricoltura dentro? Perché ci sono un sacco di sfumature e dobbiamo conoscerle. E questo è il primo elemento, conoscere le sfumature. Il secondo elemento,
domandarsi, e questo bisogna farlo insieme, che ruolo vogliamo che abbia lo spazio agrario dentro la città diffusa? Perché se ci fate caso, allo spazio agrario stiamo dando un sacco come posso dire, di responsabilità, quella famosa resilienza a cui facevo riferimento prima, ma non solo, perché allo spazio agrario chiediamo un sacco di cose. Chiediamo di produrre il cibo, magari produrne di più, quindi magari con le serre, perché così si intensifica la produzione. Gli chiediamo di produrre energia, piantiamo i pannelli fotovoltaici sui campi agricoli, oppure piantiamo le biomasse con l'idea dell'energia. Quindi lo spazio agrario deve produrre il cibo, produrre l'energia, poi gli chiediamo di essere quello che ci consente di avere un miglior comportamento ambientale del nostro territorio, quindi la biodiversità e gli aspetti ecologici che lo spazio agrario conserva ovviamente più di quello urbanizzato, nonostante tutto. E poi gli chiediamo anche di fare da supporto per i nostri problemi idraulici, perché dov'è che si riversano le acque in eccesso? Ovviamente nello spazio agrario, se possibile, così non disturbiamo i famosi capannoni di San Donà di Piave. E poi gli chiediamo anche di essere quel famoso parco, perché lo facciamo tutti i giorni. Io spesso vado a fare delle passeggiate nella città diffusa perché, a casa mia vicino a casa mia ci sono dei parchi urbani che mi danno poca soddisfazione e quindi me ne esco dalla città. Io abito a Padova, quasi in centro, quindi non sono un abitante della città diffusa, eppure io credo di capire perché la gente ama abitare nella città diffusa, perché io penso che molti amino abitare lì. Ed è perché, come posso dire, la vicinanza con questo territorio agricolo consente ancora per adesso delle cose che la vita nella città consolidata non consente. Il problema è che queste cose, la situazione è cambiata, non è più così. Sono gli stessi abitanti della dispersione insediativa che domandano di prendere delle decisioni, perché sentono di star perdendo quel valore aggiunto che loro davano all'abitare in quel luogo. Io mi fermerei qui, con questa, perché ci sarebbe un'altra parte ma andiamo troppo in lungo. Quindi parlare insieme di questa cosa, cercare di discuterne per stabilire insieme quali sono le questioni da affrontare e come affrontarle. Perché se lo fa soltanto l'autorità competente, i cittadini seguono la loro strada, ciascuno dei cittadini segue la loro strada. Se non se ne parla insieme, se la regione lavora da sola, il processo di condivisione del futuro non avverrà mai. È importante però secondo me che siano i cittadini a chiedere questa cosa, quindi noi chiedere di poter discutere dei paesaggi futuri del Veneto. Grazie. Non vi nascondo che sono stato io a stanare la professoressa Ferrario, volutamente e in modo provocatorio, perché non è possibile che uno studio che è costato soldi, impegno, che è di indubbio interesse, rimanga nascosto nei segreti di una online dove non è stato messo neanche immediatamente al momento in cui la giunta regionale ha adottato questo piano territoriale regionale di coordinamento. Non è un caso che questa adozione da parte della giunta sia ormai vecchia di 3 anni, e che in questi 3 anni il piano regionale di coordinamento sia stato sottoposto sì e no alle osservazioni di qualcuno, ma praticamente rimane fermo e tra poco scadrà anche, ammesso che abbia dei termini di scadenza, la salvaguardia dovrebbe scadere dopo 3 anni. Quindi siamo di fronte a un problema di mancanza di volontà politica, perché questa è tutta volontà politica, di portare a termine un piano che è un programma, un modo di intervenire nella nostra regione che è stato studiato, approfondito, ma rimane là.
e rimarrà soprattutto per una serie di tante cose che rimangono ferme. Ma dal nostro punto di vista la parte del paesaggio complessivo che va dai centri storici ai fiumi, alla campagna, alle montagne, alle coste, perché la nostra regione comprende tutti questi elementi fisici e tutte queste popolazioni che sono distribuite, ma non è possibile che non venga affrontato seriamente il termine proprio di collaborazione, secondo quello che dice la Convenzione Europea del Paesaggio, la collaborazione con i cittadini. Finora, guardate, quando si parla di partecipazione, per esempio nella formulazione di piani regolatori, i nuovi piani regolatori, i PAT, si parla di cose che fanno ridere, perché noi siamo stati a queste riunioni in cui, senza fornire alcun dato, venivano chiesti i pareri ai cittadini e in cui l'unico dato che noi abbiamo regolarmente chiesto a tutti quanti i comuni, la valutazione del patrimonio immobiliare libero, non occupato, è sempre stato sottovalutato. Anzi, per carità, non ne parliamo, perché se dovessimo parlare di quanti sono gli alloggi liberi, di quanti sono i capannoni con vendisi o affittasi, allora bisognerebbe dire basta, non costruiranno più. E questo è quello che non è stato voluto. Ringrazio i 3 oratori. Spero che ci siano domande da fare, che ci siano interventi e basta alzare la mano. Scusate, allora www.ptrc.it e lì bisogna un po' scavare e a un certo punto viene fuori. Bisogna scegliere il piano adottato, perché sono presenti sul sito sia il piano vigente, che è quello vecchio del 92, sia quello adottato, e questo è ovviamente dentro il piano adottato. Se qualcuno fosse interessato a comprendere meglio il processo che invece oggi la Regione sta facendo sul piano paesaggistico, quindi non quello che vi ho descritto io, ma quello che è in corso oggi, per esempio gli ambiti di paesaggio sono stati rivisti e saranno oggetto presto di una variante al PTRC, sono stati accorpati e sono diventati 9 invece che 39, ma insomma queste sono questioni molto tecniche. Per chi fosse interessato, sempre su questo sito è possibile anche visualizzare le informazioni relative al processo attualmente in corso.